Oggi si parla di femminicidio e strumenti che si danno a chi può avere questo problema. Il Lions come lo fa? Oggi i componenti del Lions Agrigento Valle dei Templi incontrano all'Istituto Foderà Brunelleschi i giovani per trattare un grande tema, la violenza di genere, per spiegare quali sono gli strumenti per la protezione, quali sono i diritti delle vittime e qual è l'educazione e il rispetto per le differenze di genere. Presenti grandi relatori e con orgoglio devo dire parte di questi relatori sono risorse della nostra associazione, del nostro club, che mettono a disposizione la loro preparazione, il loro bagaglio culturale al servizio dei giovani. Alla fine delle relazioni, di queste relazioni, i ragazzi avranno spazio per poter interagire con i relatori. Per questo incontro sento di ringraziare il dirigente scolastico, il dottore Alfio Russo, per la collaborazione e per la grande sensibilità che ha mostrato verso questo problema che invade le nostre case e invade la nostra vita. La scuola oggi si confronta tramite il Lions con un tema in emergenza, anche questo, la violenza contro le donne, il femminicidio, parlare ai giovani, spiegar loro che in fondo è un atto di debolezza, può servire? Noi speriamo proprio di sì, abbiamo colto l'opportunità che ci ha offerto il Lions proprio perché riteniamo che bisogna dare a questi ragazzi la possibilità di discutere anche di questi temi, perché non è possibile assistere impotenti a tutti i fenomeni di uccisioni, di femminicidi che si stanno verificando in questi ultimi tempi. Ormai è diventata un'emergenza, però bisogna riflettere sul fatto che quello è il momento culminante di una relazione disfunzionale. Tante volte si vivono situazioni difficili delle quali non si parla, si ha paura di parlare, non si arriva alla denuncia, c'è il timore, c'è la vergogna. E allora vorremmo fare in modo che i ragazzi siano più consapevoli della necessità di uscire allo scoperto, di fare in modo che, senza creare allarmismo, ma al tempo stesso facendo in modo che la dignità delle persone, delle donne e degli uomini sia rispettata e che non si creda che la violenza possa essere lo strumento per risolvere i problemi anche di natura affettiva. È un'emergenza senza fine quella della violenza contro le donne che culmina in omicidi. Oggi ne parlate con gli studenti, come bisogna porgere loro l'argomento? Beh, purtroppo sì, i dati non sono per nulla rassicuranti. Solo nel 2018 si sono contati 133 femminicidi in Italia, l'anno scorso insomma, i numeri sono stati pressoché confermati e purtroppo nelle ultime 48 ore, come sappiamo, ci sono stati 5 femminicidi in tutta Italia. Nell'agosto 2019 è stato approvato un codice rosso per la tutela nei confronti dei vari fenomeni di violenza di genere, che ha previsto un inasprimento delle pene. Ci auguriamo che possa effettivamente invertire la tendenza. Questa tendenza negativa è diventata molto preoccupante e ci dà l'immagine di un paese che è in emergenza sotto questo profilo. Ci approcciamo con i ragazzi oggi per fornirgli gli strumenti di tutela, per dargli delle informazioni che possano essere utili nel caso in cui dovessero trovarsi in difficoltà. Professore Pira, oggi il Lions parla di femminicidio, un tema che le è sempre stato caro e la nostra società come si confronta con questa emergenza e questi uomini comunque che operano in questa maniera, in fondo sono dei deboli che dietro la forza nascondono una grande fragilità. Ma sì, c'è una fragilità in generale della società perché quando si usa violenza è un modo per prevaricare, perché non si riesce più a dialogare, questo è abbastanza normale, ma quello che mi preoccupa è tutto il contesto.
andare a ripescare un video del dottor Borrelli del 2011 in cui lui ragionava sulla differenza tra divorzio e femminicidio e usarlo in questo periodo in cui ci sono 88 vittime ogni giorno di violenza sulle donne, diventa complesso. Sentire i testi dei trapper, due di questi saranno a Sanremo, uno in gara e l'altro all'altro Sanremo, che incitano alla violenza. Tra l'altro c'è una trapper, una ragazza che dice delle cose incredibili, questi testi generano violenza. Tutto questo veicolato attraverso i social diventa pericolosissimo, quindi è importante riuscire a creare un percorso, e sono contento che il Parlamento nelle ultime ore ha modificato la legge sul cyberbullismo, parlando di intelligenza emotiva e parlando di educazione alle emozioni. E questa è la strada che anche stamattina stiamo cercando di percorrere per partire dal basso. Non è facile e sono contento che il Lions ci sta provando, ma non è davvero facile. È un'emergenza senza fine quella del femminicidio. Nell'ultima settimana un numero incredibile di casi, il Lions scende in campo e ne parla con gli studenti oggi. Sì, allora intanto due parole per l'emergenza, perché quello che sta succedendo questa settimana è una cosa incredibile e non ci si può credere. Una cosa che mi ha detto ieri il mio direttore sanitario è stata: non dobbiamo parlare di femminicidio, è un omicidio a tutti gli effetti. Il fatto che riguardi le donne però è ancora una cosa molto più grave, perché significa che l'uomo non sta accettando quello che la donna sta diventando nel tempo. L'iniziativa è veramente straordinaria, come già detto è stata presa dal club Lions Valle dei Templi di Agrigento. Io come vicepresidente, ma come docente della mia scuola, ho ritenuto che fosse veramente valida, perché oggi in un mondo che va al galoppo verso la tecnologia, verso l'emancipazione, verso tutto quello che rappresenta modernità e progresso, è diventato triste davvero poter constatare che le vittime di femminicidio, le vittime di violenza, soprattutto quindi le donne vittime ancora di violenza, siano davvero tante, e sensibilizzare i giovani verso questa problematica diventa fondamentale, perché questo via via, non dico non avvenga più, ma riesca a ridursi almeno come percentuale nelle nostre zone.